memoria con il risultato di 4-3 per il Futsal Emili contro Sicilia Futsal. Siamo qui con il tecnico Orlando. Le chiediamo subito un giudizio sulla partita e poi quanto gli eventi possano incidere sulla partita, perché ben 2 tiri liberi, entrambi realizzati dalla sua squadra. Beh, la partita è stata abbastanza difficile, sia per il caldo, sia perché comunque questa è una squadra tosta e l'ha dimostrato più volte anche contro, diciamo, fra virgolette le grandi. Anche all'andata ci avevano messo in difficoltà e li avevamo superati di misura anche lì. Gli eventi possono influire tantissimo, in positivo e in negativo. Siamo stati bravi ad insaccare i 2 tiri liberi, a cercarci anche l'opportunità di calciare il tiro libero e ci hanno permesso quindi di vincere la partita. Oggi il migliore in campo dovrebbe essere senza dubbi Sciacca, 2 gol ma soprattutto delle giocate impressionanti. Le chiedo un giudizio su questo calciatore. Allora, Sciacca cresce di giorno in giorno, si è inserito benissimo in squadra e ha quegli spezzoni di partita in cui è veramente importante e fa delle cose importanti. C'è ancora tempo per lui comunque per crescere e per fare sempre meglio. Oggi una giornata con tanti pali per il Futsal Emili. Le chiedo cosa ha pensato all'ultimo, quello colpito da Rappa a porta vuota praticamente 2 minuti dalla fine. Ma guarda, io sulla fortuna e la sfortuna credo poco, credo che bisogna crearsele le opportunità e metterle dentro. Oggi forse un po' di sfortuna invece c'è stata, perché due traverse consecutive, il palo alla fine di Rappa, però la cosa importante è che non abbiamo mollato fino alla fine e alla fine abbiamo portato a casa il risultato. Diamo adesso invece uno sguardo alla prossima partita contro il Pioppo, uno scontro diretto per le posizioni più alte. Le chiedo come la preparerà e se poi inficerà chiaramente il risultato di oggi tra Merlo e Pioppo. Allora guarda, io non ho memoria di campionato più equilibrato di questo, in cui ci sono ben 5 squadre che lottano per il primo posto fino alla fine, praticamente mancano soltanto 2 giornate. Vedremo oggi anche gli scontri diretti come andranno. Sicuramente sarà una partita importante anche per un'eventuale ottica playoff, in cui chi vincerà avrà buone possibilità di giocarli in casa, quindi sì, sarà importante quella partita, soprattutto per chi porterà a casa i 3 punti.